Il governo ha nelle mani questa proposta di Tribunale della Pedemontana, sta in piedi sotto il profilo dei numeri, della produttività e dei servizi ai cittadini. L'ottavo Tribunale Veneto lo vogliamo, punto e basta, non c'è altro da aggiungere. Ne ho parlato sia con il Ministro che con l'onorevole Vietti e penso che una soluzione la si debba trovare. Il presidente Zaia non si scompone, poco importa se il pacchetto di provvedimenti a favore del Mezzogiorno previsto dal DEF contenesse nell'attuazione delle linee generali la previsione di riapertura di uno dei tribunali della Campania chiusi dall'ultima riforma di geografia giudiziaria. Il Veneto tira dritto. Il progetto del Tribunale della Pedemontana è valido a prescindere e resta in piedi da solo senza bisogno di essere agganciato ad un'altra riapertura di tribunale. Noi abbiamo parlato chiaro, abbiamo presentato un progetto assolutamente sostenibile. Ben venga l'operazione che hanno gestito l'ordine di avvocati, le associazioni, penso anche al grande lavoro che ha fatto l'avvocato Savio, che poi è stato un po' il coordinatore di tutta questa partita. Quella di sfruttare la scia dell'eventuale riapertura di un tribunale del Mezzogiorno per rilanciare quello della Pedemontana sarebbe una delle due ipotesi a cui si starebbe lavorando nei palazzi romani, assieme a quella più ovvia della legge delega 2 per la riforma della geografia giudiziaria. Qui lo scompenso nell'amministrazione della giustizia rispetto alla popolazione emerso in Veneto deporrebbe a favore di una ripresa delle attività in via Marinali.